Cerchiamo di spiegare il fenomeno dell'allotropia in linguistica. Con metafora presa dalla chimica si parla di allotropia riferendosi a due o più vocaboli di una medesima lingua, i quali, pure avendo forme diverse, risalgono allo stesso etimo. Così, per esempio, coricare e collocare risalgono tutte e due al latino collocare. Poi vi è anche raggio, razzo e radio che derivano dal latino radium. In generale, accanto a una forma popolare trasmessa di generazione in generazione con più o meno gravi alterazioni di suono e di significato, si tratta di latinismi, dialettalismi, forestierismi, quali, pur risalendo allo stesso etimo, sono entrati in diversi tempi nel lessico e hanno forma e significato più o meno differenti. Nella lingua siciliana sono termini allotropi, per esempio videmma e midemma, un termine che viene espresso a volte con la V iniziale e a volte con la M. Spesso si dà anche con la R, che per rotacismo sostituisce la D, quindi viremma o miremma, o con le varianti sintetiche mide, vide, mire, vire, ma la radice etimologica è la stessa. A risentirci.